Sono Alessandro Badì, segretario dell'Unione Sportiva Pianese, e a lei chiediamo, facciamo un po' il punto della situazione di questo percorso che vede tanti passaggi, da quello amministrativo, buona parte sono stati già effettuati, fino alla soluzione che porterà le prime partite della Pianese a giocare sul campo di Grosseto. Prima di tutto un saluto a tutti gli abitanti di Piancastagnaio, mi presento, sono Alessandro Badì, sentite dall'accento che non sono proprio del posto, comunque mi trovo molto bene sin dai primi giorni che sono arrivato qui. Noi già come Pianese siamo andati avanti rispetto alle scadenze previste dalle normative e abbiamo già compiuto alcuni adempimenti. Come ad esempio è necessario per iscriversi a un campionato professionistico avere come forma sociale quello di essere una società di capitali. Noi abbiamo scelto di essere un SRL, quindi abbiamo dovuto convocare il notaio, fare l'atto di trasformazione e depositarlo presso la federazione. Il termine previsto dalle normative era e è il 24 giugno, ma noi abbiamo depositato tutto già il 5 giugno, quindi in forte anticipo rispetto alle scadenze previste. Oppure altri adempimenti che scadranno il 20 giugno, che sono una serie di dichiarazioni che riguardano l'aspetto organizzativo e sportivo. Stamani stesso, poco prima di questa intervista, abbiamo già provveduto al deposito, tutto avviene tramite posta elettronica certificata. Per quanto riguarda la questione stadio, il termine per depositare tutta la documentazione è lunedì prossimo, vale a dire il 17 giugno. La maggior parte dei documenti ce l'abbiamo già a disposizione. Aspettiamo il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza di Grosseto che attesta la agibilità dello stadio Zecchini. Noi contiamo di avere la disponibilità del comunale di Piancastagnaio il più presto possibile, per una serie di motivi che mi sembra inutile stare a sottolineare quali sono. Tengo a precisare, non per fare frasi fatte, che abbiamo avuto come Pianese la massima collaborazione da parte delle istituzioni, sia con il comune di Piancastagnaio, sindaco, vice sindaco, assessore allo sport, sia col comune di Grosseto. Le due prefetture sono in stretto contatto, così come le due questure. Questo è solamente un riepilogo delle varie scadenze che dobbiamo rispettare, e ripeto, questa qui del 20 è già stata rispettata, questa del 24 è già stata rispettata. Siamo in fase di chiusura con la fideiussione necessaria, che è pronta a giorni, anche qui la banca tema è stata più che disponibile. Siamo un pezzo avanti, detto in poche parole. Solo per farvi rendere conto, questo è solo una parte, ovviamente non vi possiamo dimostrare, dei documenti che servono per iscrivere una squadra in Lega Pro. Ecco, quindi questa è solamente una parte, qui ci dà anche la dimensione del lavoro che spetta alla segreteria. Lei viene da un'esperienza importante, un nome per tutti, la società Juventus, però la prima impressione non è molto che a Piancastagnaio, ci parli un po' anche di ciò che prova, ha vissuto anche la cena della vittoria, ha vissuto questa promozione. Quali sono state le sue impressioni come uomo e come segretario? Allora, partiamo dal punto di vista, umano. È una dimensione molto positiva, c'è un sano entusiasmo e forse qualcuno ancora non si rende conto dell'importanza di essere tra professionisti. Ecco, io faccio un paragone, mi permette di fare, è come uno che ha preso una bella spronza e quando poi comincia a riallinearsi, a riprendere contatto con la realtà, effettivamente si rende conto dell'importanza, perché qui non sappiamo in quale girone possiamo essere inseriti, ma magari fra 3 o 4 mesi o 5, non lo so quando sarà pronto lo stadio di Piancastagnaio. Può darsi che siamo fieri, orgogliosi di ospitare società, ora non faccio nomi perché sennò sembra che... Poi siamo ancora in fase di definizione, quindi i gironi devono essere definiti, però magari ci troviamo anche a giocare contro una squadra che fino a un mese fa giocava in Serie B. Certo, certamente. Quindi l'importanza, non per fare della demagogia,
abbiamo bisogno un po' di tutti perché l'impegno è notevole. Facciamo un paragone, con tutto il rispetto, fino a poco fa eravamo in una barca e ora siamo in un bastimento. Questo è un messaggio anche non solo per la società, per i giocatori, ma anche per i tifosi che dovranno insomma sostenere e soprattutto avere un atteggiamento che è un atteggiamento verso un mondo professionistico che non conoscono. È un'arma a doppio taglio, cioè un sano, come avevo detto prima, un sano entusiasmo che speriamo che invece di rimanere a un certo livello aumenti con il passare del tempo. A me hanno insegnato che la passione, l'amore per la squadra non dipende dalla categoria. Qui le posso garantire che qui a Castagnaio è una cosa ben nota, insomma, anche sui campi esterni. Segretario, c'è ancora del lavoro da fare, quei faldoni devono ancora... Sì, no, solo una parte, solo una parte, ha detto. Purtroppo quindi aspettiamo questa settimana entrante, nella sostanza ci sarà la commissione che andrà a definire gli ultimi dettagli a Grosseto, lunedì, e quindi, però insomma mi sembra di poter dare sicuramente un messaggio positivo e distintivo per i tifosi, un po' per tutti. Noi, ripeto, gli ultimi adempimenti saranno quelli del 17, poi per l'iscrizione cerchiamo di anticipare, anticipiamo i tempi, noi chiudiamo una settimana prima delle scadenze. Bene, buon lavoro, grazie mille.